i giovani sul miglio, macchina che va per lanciare i concorrenti, c'è l'otto in prima fila dalla quale si trae Lazzaro Trio, deve parte andare davanti, parte bene Ivanov B al largo di tutti, cavallo c'è stato l'errore di cavallo numero 5 Nilla Jet squalificato, 11 mesi di frazione, Ivanov B nettamente leader, rimane di fuori Guido Papp, rimontato all'interno da Lucio Koff, poi in posizione esterna anche Lazzaro Trio che ha anticipato Mazinga Fez, all'interno c'è Oasis e poi via via Horace Nast e GC Light, tratti di percorso abbastanza lento, anche se non fa del tutto crollare l'andatura Ivanov B una volta assunto il comando, però adesso il ritmo è decisamente sceso. Attenzione, ripetiamo, cavallo numero 5 Nilla Jet squalificato. Mancando una posizione davanti, anche se appunto probabilmente Zanni non ha sentito la squalifica e si è riportato in centro gruppo, 15-8 di frazione in penultima posizione, ma comunque non dovrebbe stare lì. Errore intanto nel gruppo di Horace Nast. Cavallo numero 7 Horace Nast squalificato. L'ultimo chilometro con Ivanov B leader, 16-2 per la curva, sempre Lucio Koff in pariglia con Guido Papp a seguire, poi ancora Oasis. Ripetiamo, cavallo numero 5 Nilla Jet squalificato. Frazione 15-7, lo ripetiamo anche noi, Nilla Jet è squalificata. C'è stato lo scatto di GC Light che ha dovuto scavalcare proprio l'allievo improvvisato da Alberto Zanni, 15-2 per la penultima curva, scatto a traguardo lontano, Giancarlo Moretti con Ivanov B, in terza ruota si è stoppata la puntata di GC Light, sul passo prova a muovere dal fondo anche Mazinga Fez che va a scurvare larghissimo l'ingresso dell'ultima curva, 15-1 la frazione, c'è sempre Lucio Koff nella scia immediata di Ivanov B, poi cerca di svincolarsi anche Lazzaro Trio. Siamo alla fine della curva conclusiva, Ivanov in vantaggio, 15-4 di frazione, Giancarlo Moretti che prova a portarla a casa, lo scatto di Lucio Koff negli ultimi 150 metri, Ivanov è ancora in vantaggio, Ivanov B appariato sul traguardo da Lucio Koff, poi il